Buongiorno a tutti, noi siamo alunni della classe terza A della scuola media di Pozzuolo. Frequentiamo la sezione a tempo prolungato. Abbiamo più ore, il che ci ha dato la possibilità di fare dei laboratori scientifici, piuttosto che solo studiare dal libro. Oggi siamo qua per farvi vedere dei fantastici esperimenti. Speriamo di divertirvi e farvi vedere quanto la scienza può essere divertente. Bando alle ciance, si comincia! Buongiorno, oggi vi faremo vedere un interessante esperimento scientifico, l'osmosi. Ci servono per materiali una patata, un piattino, un po' di acqua, un po' di zucchero, un cucchiaino e un coltellino. Prendiamo la patata e la tagliamo a metà e poi la speliamo. Fatto questo, ci formiamo un piccolo incavo in cima. Ecco. Così. E poi in seguito la posiamo nel piatto. Ci versiamo un po' di zucchero nell'incavo formato. E ci versiamo un po' di acqua intorno alla patata. Dopo 15 minuti possiamo vedere che l'acqua ha assorbito lo zucchero, passando per le cellule della patata che hanno una membrana semipermeabile, quindi l'acqua è passata e ha assorbito lo zucchero. Per osmosi l'acqua passerà sempre dalla soluzione più diluita a quella più concentrata.